Coronavirus per un'eccezione, 0 positivi all'Isola del Giglio, che è diventata oggetto di studi da parte di 2 università per capire come mai nessuno degli abitanti si sia ammalato. Andrea Marotta. Eccetto per ora un'unica eccezione che potrebbe essere pure un falso positivo, tutti assolutamente buoni. Il dottor Schiaffino, ex sindaco e medico di base del Giglio, è stato il primo ad accorgersi dell'anomalia. Negli anni precedenti bastava un solo caso per diffondere anche una banale influenza sull'isola dell'arcipelago toscano. A febbraio, invece, nonostante l'arrivo di 4 soggetti poi risultati positivi al Covid-19 dal continente, nessuno era stato contagiato. La ricerca dell'Università di Milano e Trento conferma l'immunità della popolazione segregata, cioè con contatti occasionali con la terraferma e con età media 60 anni. Su 800 persone che dal 1 dicembre scorso avevano abitato stabilmente qui, non ci sono positivi, dunque nessun asintomatico. Io l'ho fatto, i miei genitori l'hanno fatto, insomma anche tutti i miei amici, quindi siamo risultati tutti negativi. Circa 90% la partecipazione al test volontario. Accanto all'indagine sierologica sono stati somministrati test salivari ed è su quello che si concentra ora la ricerca, con 2 ipotesi sovrapponibili, spiega la responsabile Paola Muti, che l'isola, venuta a contatto negli anni precedenti con altri ceppi di coronavirus, abbia sviluppato la cosiddetta immunità crociata, oppure non è soltanto probabilmente la presenza del virus a determinare la malattia, ma un equilibrio tra virus, organismo ospite e ambiente. In piena epidemia